Lucia, l'ho trovata, vi trovo, siete proprio voi, siete viva. Oh Signore benedetto, voi, che cos'è questa? In che maniera? Perché? La peste. L'ho avuta, e voi? Ah, anch'io. E di mia madre? Non l'ho vista perché è a pasturo, credo però che stia bene. Ma voi, come siete ancora pallida, come parete debole, guarita però, siete guarita? Il Signore mi ha voluto lasciare ancora qua giù. Ah, Renzo, perché siete voi qui? Perché? Mi domandate perché? Perché ci dovevo venire? Avete bisogno che ve lo dica? Chi ho io a cui pensi? Non mi chiamo più Renzo io, non siete più Lucia voi. Ma cosa dite, cosa dite? Ma non vi ha fatto scrivere mia madre? Sì, purtroppo mi ha fatto scrivere. Belle cose da far scrivere a un povero disgraziato, tribolato, ramingo, a un giovine che dispetti almeno non ve ne aveva mai fatti. Ma Renzo, già che sapevate, perché venire? Perché? Perché venire? Oh Lucia, perché venire mi dite? Dopo tante promesse non siamo più noi? Non vi ricordate più che cosa ci mancava? Oh Signore, perché non mi avete fatto la grazia di tirarmi a voi? Oh Renzo, cosa avete mai fatto? Ecco, cominciavo a sperare che col tempo mi sarei dimenticata. Oh, bella speranza, belle cose da dirmele proprio sul viso. Ma cosa avete fatto? E in questo luogo, tra queste miserie, tra questi spettacoli, qui dove non si fa altro che morire, avete potuto... Quelli che muoiono bisogna pregare Dio per loro e sperare che anderanno in un buon luogo, ma non è giusto neanche per questo che quelli che vivono abbiano a vivere disperati. Ma Renzo, voi non pensate a quel che dite? Una promessa alla Madonna, un voto. E io vi dico che sono promesse che non contano nulla. Oh Signore, cosa dite? Dove siete stato in questo tempo? Con chi avete trattato? Come parlate? Parlo da buon cristiano e della Madonna penso meglio io che voi, perché credo che non vuol promesse in danno del prossimo. Se la Madonna avesse parlato, oh allora, ma cos'è stato? Una vostra idea. Sapete cosa dovete promettere alla Madonna? Promettetele che la prima figlia che avremo le metteremo nome Maria, che questo sono qui anch'io a prometterlo. Queste sono cose che fanno ben più onore alla Madonna. Queste sono divozioni che hanno più costrutto e non portano danno a nessuno. No, non dite così. Non sapete quello che vi dite. Non lo sapete voi cosa sia fare un voto. Non siete stato voi in quel caso. Non avete provato. Andate, per amor del cielo. Lucia, ditemi almeno, ditemi, se non fosse questa ragione, sareste la stessa per me? Uomo senza cuore. Quando mi avreste fatto dire delle parole inutili, delle parole che mi farebbero male, delle parole che sarebbero forse peccati, sareste contento? Andate, andate, dimenticatevi di me. Si vede che non eravamo destinati. Ci rivedremo lassù, ci rivedremo quando Dio vorrà e come vorrà. Andate, per amor del cielo, non pensate a me, se non quando pregherete il Signore. Sentite Lucia, sentite. No, andate per carità. Sentite, il padre Cristoforo... Che? È qui. Qui? Dove? Come lo sapete? Gli ho parlato poco fa, sono stato un pezzo con lui. È un religioso della sua qualità, mi pare. È qui per assistere i poveri appestati, sicuro. Ma lui l'ha avuta la peste? Ah Lucia, ho paura purtroppo, ho paura che l'abbia adesso. Oh, povero santuomo, ma cosa dico? Pover'uomo, poveri noi. Com'è? È a letto? È assistito? È levato, gira, assiste gli altri, ma se lo vedeste che colore che ha, come si regge, se ne visti tanti e tanti che purtroppo non si sbaglia. Poveri noi, è proprio qui. Qui è poco lontano. Poco più che da casa vostra a casa mia, se vi ricordate. Oh Vergine Santissima! Bene, poco più. E pensate se abbiamo parlato di voi, ma detto delle cose, e se sapeste cosa mi ha fatto vedere, sentirete, ma ora voglio cominciare a dirvi quel che mi ha detto prima, lui con la sua propria bocca. Mi ha detto che facevo bene a venirvi a cercare e che al Signore gli piace che un giovane tratti così, e che mi avrebbe aiutato a far sì che vi trovassi, come è proprio stato la verità, ma già è un santo, sì che vedete. Ma se ha parlato così è perché lui non sa.
Ma che volete che sappia lui delle cose che avete fatto voi di vostra testa, senza regole, senza il parere di nessuno? Un brav'uomo, un uomo di giudizio come lui, non va a pensare cose di questa sorte. Ma quel che mi ha fatto vedere... Ma non capite che quando è un santo che parla è il Signore che lo fa parlare? E che non avrebbe parlato così se non dovesse essere proprio così? E vostra madre, quella povera Agnese che mi ha sempre voluto tanto bene e che si struggeva tanto di vederci marito e moglie, non ve l'ha detto anche a lei che lei ha una idea storta? Lei che mi ha fatto intendere la ragione anche delle altre volte, perché in certe cose pensa più giusto di voi? Mia madre. Volete che mia madre mi desse il parere di mancare a un voto? Ma Renzo, non siete in voi. Ah, volete che ve la dica? Voi altre donne queste cose non le potete sapere. Il padre Cristoforo mi ha detto che tornassi da lui a raccontargli se l'avevo trovata. Lo sentiremo, quel che dirà lui. Sì, andate da quel santuomo, ditegli che prego per lui e che preghi per me, che ne ho bisogno tanto, ma per amor del cielo, per l'anima vostra e per l'anima mia, non venite più qui a farmi del male, a tentarmi. Il padre Cristoforo, lui saprà spiegarvi le cose e farvi tornare in voi. Lui vi farà mettere il cuore in pace. Il cuore in pace? Oh, questo levatevelo dalla testa. Già me l'avete fatta scrivere questa parolaccia e so io quel che mi ha fatto patire e ora avete anche il cuore di dirmela. E io invece vi dico chiaro e tondo che il cuore in pace non lo metterò mai. Voi volete dimenticarvi di me e io non voglio dimenticarmi di voi. E vi prometto, vedete, che se mi fate perdere il giudizio non lo riacquisto più. Al diavolo il mestiere, al diavolo la buona condotta. Volete condannarmi a essere arrabbiato per tutta la vita ed arrabbiato viverò. E quel disgraziato lo sa il Signore se gli ho perdonato di cuore. Ma voi volete dunque farmi pensare per tutta la vita che se non era lui... Lucia, avete detto che io vi dimentichi. Che io vi dimentichi. Come devo fare? A chi credete che io pensassi in tutto questo tempo? E dopo tante cose, dopo tante promesse, cosa avevo fatto io dopo che ci siamo lasciati? Perché ho patito? Perché mi trattate così? Perché ho avuto delle disgrazie? Perché la gente del mondo mi ha perseguitato? Perché ho passato tanto tempo fuori di casa, tristo, lontano da voi? Perché al primo momento che ho potuto sono venuto a cercarvi? Oh Vergine Santissima, aiutatemi voi. Voi sapete che dopo quella notte un momento come questo non l'ho mai passato. Ma avete soccorso allora, soccorretemi anche adesso. Sì, Lucia, fate bene di invocare la Madonna, ma perché volete credere che lei che è tanto buona, la Madre delle Misericordie, possa avere piacere di farci patire, beh, almeno per una parola scappata in un momento che non sapevate quello che vi dicevate? Volete credere che vada aiutata allora per lasciarci imbrogliati dopo? Se poi questa fosse una scusa, se è che io vi sia venuto in odio, ditemelo, parlate chiaro. Per carità, Renzo, per carità, per i vostri poveri morti, finitela, non mi fate morire, non sarebbe un buon momento. Andate dal padre Cristoforo, raccomandatemi a lui, non tornate più qui, non tornate più qui. Ma pensate se non voglio tornare? Tornerei se fossi in capo al mondo, tornerei.